Buonasera a tutti, buonasera e ciao pubblico da casa, sicuramente, certamente da casa, pubblico dello streaming. Questo è il primo spettacolo in streaming, non ci siamo abituati, per noi è una novità, dove il pubblico è non dall'aldilà ma di là. Allora, per iniziare questo spettacolo è doveroso ringraziare Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo, la Regione Sicilia, la città di Alcamo, ma soprattutto i padroni di casa che ci hanno invitato, i Calandra e Calandra. Alle mie spalle fratelli congiunti, alle mie spalle ancora abbiamo i 3 e un quarto fratelli congiunti, Giovanni Cangelosi congiunto con me. Per prima cosa è doveroso, un artista la prima cosa che vuole è liberarsi dalla mascherina e, rispettando le distanze, come vedete siamo con la rispettosa distanza, iniziamo lo spettacolo. Quindi lasciamo spazio, fratelli, rimangono solo i fratelli Calandra perché sono di casa, hanno l'onore, il piacere, il dovere di iniziare questo spettacolo streaming che sarà caloroso in questo studio straordinario creato così dal nulla, come un pochettino il presepe. Noi siamo, diciamo, il bue e l'asinello, abbiamo bisogno di calore. Signore e signori, iniziamo con la musica dei Calandra e Calandra. Calandra e Calandra sono fenomeni, Calandra e Calandra sono sicuro successo. Basta, siamo nel loro canale, dice ma può essere mai? Guardate quanti miliardi e miliardi di follower, quante visite hanno le loro canzoni. Quindi godiamoci l'inizio di questo spettacolo streaming dal titolo, e lo streaming è bello e ci piace. Work in progress, ladies and gentlemen, non lo so, il titolo non c'era. Signore e signori, i Calandra e Calandra, si inizia! Sì! Spazio! Penso che lo mari quando affacciasti tu si mise a tuo cospetto e non ti lasciavo più. Io penso che lo sole quando spuntasti tu ti retti il suo calore e non ti lasciavo più. Terra, terra di tormento, di lava e di formento, terra di vento, terra di la malinconia, terra di poesia, tu sei la terra mia. Buonasera, benvenuti anche da parte nostra. Questo, come dire, è un momento di condivisione assolutamente importante, in questo momento un po' difficile per tutti, e quindi serve, come dire, da auspicio, sperando si possa ritornare alla normalità al più presto. Noi passiamo adesso ad un altro brano, corriamo perché i tempi sono televisivi e quindi dobbiamo accelerare. Colapisci. Venite picciotti, venite che vai a contare la storia di un picciotto come mia. Come abbiate, picciotto che ha salvato la nostra terra, la Sicilia, un primo eroe siciliano, la storia di Colapisci. Venite, venite. La gente lo chiamava Colapisci perché stava in mare come un pesce, del neve non lo sapeva nessuno,
amari e cola di lumari curre e veni o cola lume regna scandagliari sopra che piramenti si sosteni con la pisci curre e va e torno maestà con la pisci curre e va e torno maestà. Ussisi e tammari con la pisci e sotto la luna subito sparisci ma dopo un poco chi sta novità allora niente con la piscità maestra le terre vostre stanno sopra a lasci e ho fatto assai gemello uno già si sta rompendo oh destino ma infelici che sventura mi predici canciurre come hai affari solo tu mi puoi salvare passati tanti orna, con la pisci non ritorna, e l'aspetta la marina, lo regnante la regina, poi si sente la sua voce di lumare in superficie. Maestà, 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 sul mio can, dal mondo dei lumari io non posso più tornare, voi priate la Madonna, stai reggendo la colonna, se no si spezzerà e la Sicilia svanirà. Con la pisci corre e va e torno maestà, con la pisci corre e va e torno maestà, con la pisci corre e va e torno maestà, con la pisci corre e va e torno maestà. Anziché riemergere, sacrificò la sua vita, bambini, mettendosi lui al posto della colonna e detando a Sicilia, a Reggio Colapisci. Colapisci, sì, Colapisci regge la Sicilia, ma intanto... Chi è che continuerà a reggere il nostro Ma programma? c'è qualcuno Ecco. che non regge. Chi è che non regge? Non regge, secondo me, Ivan Fiore. Non legge o non regge? Non No, regge. non legge. No, Non non legge, legge, perché perché- lui- Mi sono collegato un attimo in streaming, ragazzi. Sì. Ci sono un sacco di persone che ci stanno seguendo. Vero? E tante scrivono, fanno domande. Ah. Molti domandano: ma chi è Calandra dei due? vabbè, Ora Lo so, aspetta. è una novità questa di qua. Allora, diciamo le cose come stanno. Allora, quello con i capelli bianchi è È Giuseppe. Calandra. È Giuseppe. Ok. L'altro è quello Maurizio. con la barba. Però, come avete visto, loro comunque raccontano la tradizione, il folklore, mettono calore, mettono sapore, mettono odore. Cioè, mettetevi non un mi è piaciuta, deodorante. non mi è Dico, piaciuta, no. siccome siamo al chiuso, capisci? Ci stai Dico, dicendo di uscire, ho capito. ma io sono l'usciere della situazione, ma due artisti escono e un artista entra. Entra in streaming per la mia volta qui, in questo bellissimo studio, uno dei più bravi, uno che ha giocato molto sul suo fisico statuario. Abbiamo visto poco fa, è straordinario, fa parte di un se stesso, perché non fa parte di un trio, ma se stesso è amico di tutti, lo amiamo tutti, dalla nonna allo zio, al cugino, al cognato. Lui è il fantasmagorico Giovanni Cangelosi. Facciamo un applauso. Grazie dai! della presentazione, Ivane, Straordinario. grazie. Guarda Sei che stato elegante, bravissimo. elegante, No, bellissimo, no, elegante. stai a distanza. Giusto. Ti prego, stai a distanza. Prenditi la chitarra, dico. Sì, adesso me la prendo, dai, dico- adesso me la prendo, fra Allora, qualche signore e minuto. signori, io lascio Giovanni Cangelosi, diciamo che potrebbe che senti freddo? No, qui No. ci sono soltanto meno 3 gradi. Meno 3 gradi, signore e signori, dopo Renato 0 abbiamo il meno 3, signore e Grazie. signori, Giovanni Cangelosi! Grazie, applauso per Ivan. Grazie. Buonasera a tutti. E allora, che dire? Questo Covid ci sta rompendo le scatole. Mamma mia, non ne possiamo più, ne stiamo passando di cotte e di crude. Però
una delle cose che volevo dire, a parte questo Covid, non rompe le scatole solo il Covid, ma io ho detto, finalmente queste feste, visto che io sto a Palermo e mia suocera sta a Godrano, perciò nel comune vicino Bosco Ficuzza, ho detto, con queste restrizioni io finalmente passo le feste senza problemi. E invece no. Oggi a pranzo suonano alla porta, era mia suocera con le valigie, con il trolley, dice: hai visto? Ti ho fatto la sorpresa. Siccome dopo non si può uscire, sono venuta qui e sto qui fino a Santo Stefano. Sei contento? Ho detto: certo che sono contento. A che ci sei? Puoi stare qui fino a Capodanno, così brindiamo insieme. Dice: lo sai che ti dico? Sto qui pure per la mia festa, per la Befana. Insomma, io ho a casa mia suocera e queste feste penso che le passerò a meraviglia. Però la cosa più bella è che finalmente per il primo anno si è comportata bene, perché mi ha portato dei regali. Ho detto: allora, che cosa dice? Ah, ti ho portato un regalo. Praticamente la colomba pasquale dell'anno scorso. Dice: sai, ti ho portato questo. Ma che significa? Dice: qui sei colomba motta. Dice: no, chi sei colomba morta? Ma che mi ha portato? Mamma mia! E poi un panettone comprato dai cinesi, 50 centesimi, che l'uva passa, ma un panettone è da buttare. Disgraziata che è. Ma come dobbiamo fare? Mi fa fare sempre bile tutto il giorno, non ne posso più. Che poi si lamenta a casa mia, dice: la stanzetta è troppo fredda, io voglio una camera calda, voglio una camera riscaldata. Non ti preoccupare, ti faccio una bella camera ardente, a così un parecchio, ti devi sciogliere tutta. Disgraziata, e io l'ho sempre trattata bene, però lei pure quest'anno in primavera, mentre eravamo nel lockdown, lei a casa mia mi faceva fare brutte figure. Io sto a piano terra, ho fatto un bel barbecue, tutta la carbonella, la legna, ho detto faccio un po' di salsiccia, un po' di carne arrostita, c'era una fiamma bella alta. Lei guarda, va dall'altro lato della casa, parla con la signora del primo piano e ci fa: signora, a casa mia c'è un bel focolaio. Sono venuti quelli della protezione civile, mascherina, tuta, elicottero della polizia, subito. Dov'è il focolaio? Ma quel focolaio? Che fa? Me l'assaggiate un calloccio di salsiccia? Niente, non me l'hanno voluta assaggiare. Ma comunque c'è da dire che io non ce l'ho con mia suocera, perché io rimpiango i momenti belli con mia suocera. Per esempio, sono stato con lei a Mesciugori, l'ho portata a Mesciugori. C'era la Madonnina, io me lo ricordo quando si facevano i viaggi. La Madonnina lì e io: Madonnina, Madonnina, un miracolo, mia suocera è qua, un miracolo. La Madonnina guarda mia suocera, comincia a lacrimare, mi guarda e mi fa: sangue mio, ave tant'anni che faccio sto mestiere, ma tu mi saranno finito essere. Poi tatilla, ce l'ho di nuovo a casa. Mamma mia, speriamo che queste feste passino nel migliore dei modi possibili. Però ho scritto delle canzoncine comiche, insomma, sono delle dediche che io ho fatto per mia suocera, perché noi generi vogliamo stare sempre accanto nostra suocera. Io la amo, la voglio bene, perché le suocere danno tanto. A mia Miruna a 104, però. E non è vero che le suocere sono cattive, non è vero, non è vero. E c'è tua madre, pure questa sera viene a rompere l'atmosfera, che mi fa fare bile bestemmiare e non la posso più sopportare. A Natale puoi, per Natale mia suocera rompe di più. Per Natale di tua madre non se ne può più.
jamme c'è sto ca. Pff. Suocera mia, torna a casa tua, vorrei sapere di chi sta cruci, propria mia. È un coccodrillo e lei lo sa, avevi una coda fino a là. €1, un muruna, la vi su te maruna. Vi giuro che mia suocera è vero un coccodrillo. Che confusione, tua madre sparla piano, è un'ossessione, noi non la sopportiamo, la stringo forte, la voglio abbracciare, ma all'improvviso smette di respirare. Ovunque mette il becco, crrr, crrr, quando la vedo io mi tocco. Mia suocera è come il piccione che caga fuori dal balcone, intesa tutte le persone nella zona della stazione. Mia suocera fa impressione, dice che sono un gran... Scaverò una fossa nel nostro giardino. Scaverò e la sotterrerò per tenerla per sempre lontano. Tomba per tutte le volte che in macchina si mette accanto a me ed io che penso, ora freno di bottonati, satano cruscotto. Cassa di Ikea, ieri ho comprato per te, sperando che ci entra prima o poi. Cassa, in Mogano, quando chiudi gli occhi sarà tua. Lei non si cambia, c'è da morire. Lei non si cambia. Funerale dietro la collina, ma non è di mia suocera, è della vicina. Ieri un bel dolce le ho preparato, un profittero il tutto avvelenato, ma lei purtroppo non l'ha mangiato, l'ha regalato al vicinato. È stato un lavoro sprecato, sogno sfortunato. Auguri a mia suocera, ci vediamo dopo. Ora devo andare che devo subito fare la telefonata, se no lei mi sgrida. Ivan, accogliamo Ivan Fiore, carissimo. Giovanni, grandissimo. Tu sei bravo. No, che poi la gente ci crede e ci credo pure io. No, tu sei bravo, Va io bene. ci credo, guarda. Anzi, mi fa l'autografo poi? Sì, certo. Giovanni Cangelosi, e tra l'altro dico, non è un caso che lui si trovi qui in questo momento perché è il collante perfetto. Mi devi dare 50 euro ancora, quelli dell'altro giorno. Io pensavo di averteli date. No, non me le Quelli dai. del Monopoli non sono 50 euro, sono... No, non siamo in diretta, tanto giusto? Non siamo in diretta. 50 euro, poi appena finisci, ciao. Giova, poi te li do. Torniamo in diretta, è tutto così rosa e fiore. Eccoci qua, sistematevi Calandra e Calandra, perché stavo dicendo che Giovanni Cangelosi in realtà è il collante perfetto del prima e del dopo. Il prima è legato a una canzone che avete fatto con Giovanni Cangelosi, è il matrimonio, e il dopo in realtà è quello, è il prossimo video che uscirà. Sì. La faccia prossimamente nei migliori schermi, un western colossale dove Giovanni è il vice sceriffo e sfrutta molto le E sue invece capacità. tu che ruolo hai avuto in quel video? Il mio ruolo in Non quel lo sai, non video lo sai. è, Non diciamo, lo sa, non lo sa. diverso. Lui è Faccio il diverso. diverso, però Un ruolo diverso. in realtà Giovanni Cangelosi è uno dei protagonisti del matrimonio, Lu Matrimonio, che secondo me a livello di immagine è uno dei video più belli e riusciti, perché uno dei primi droni che si vedeva in giro, volare. sì, Quindi sì. il drone che ha fatto vedere le bellissime balate di Custonaci, e Dall'alto. quindi dall'alto, un matrimonio Scusa, il bellissimo. drone dall'alto, Maurizio. Cioè, non No, c'è ci sono bisogno- anche dei droni. dei droni. volano C'è il basso. coldrone, sei un coldrone, sei un Fermati lì, coldrone. fermati. A proposito, ti volevo chiedere se Sì. mi puoi dare quei 50 euro che ci dovevi l'altro. Lo so, però li do a Giovanni, cioè l'ho detto a Giovanni poco fa.
Già le hai date a Giovanni. Oh, no, io ho sentito dire che Io ancora, dico la regia può partire ancora glieli intanto, sì, dovevi... perché il discorso è lungo qui. Vabbè. Dai, prepara. La regia tanto parte. State a preparare. Intanto, stiamo signore e signori, i calandra e calandra, l'un matrimonio. Tiri tuppi E in tappi. tappi. e tappi. E tappi. In questo video c'è Giovanni, vero? L'abbiamo messo a caso. È successo Così, casualmente. casualmente. Tra due mani, io mi marito, ho mai provato ancora manco lo vestito, dopo 20 anni di stare zitto, tra due mani forse io mi marito, quasi contenti fuori l'amici e parenti, qualcuno disse dire dopo che ne penti, meno felici, fu Luzzo Antonio, dissi sogno contrario a sto matrimonio, confetti buoni e buche quanto una rota, tra spinne e spanni spenne assai solo una volta, tra discussioni, murmuri e lamenti, si presentarono quasi tutti i parenti, pacicottoni, miso all'altari, mi dissi presto e tardi vada a maritari, Gian Pacinoscio e Nave Maria, me compari chiulane di una via, una ciola chiulane di Luparrino s'arrabbia, interrompe l'omelia e me so gira Giannia, fa mezzita m'Italia è la colpa d'una mia, e cu fa fotografia dicemi che camorria, arriva lo saristano e la nebbia via mano, senza tuppo un tappi, con tuppo tappi, senza tuppo un tappi, con tuppo tappi, come tappi tappi, tiri tuppo e tappi, con tuppo e tacchi, già tacchi e tuppo, tiri tuppi, tappi come tappi tappi, l'occhio sidiato, fu Luzzonitto, e io mi disse vide di filare il dito. Ora la chiesa alla nisciuta, lancio di riso e gran battito di mano, foto di rito con tutti quanti, scinciti un poco e tu mettiti davanti, che firnicia, quanto pensieri, sciuri chiesa, orchestra, sala e cammareri, meno contento, fu Luzio Vito, e io mi disse tavi a stare ancora zitto, lo cammareri, men sustunato, questa vino giusto sopra Don Tanino, già un'arancina e la cassata, che sto mi vuole rovinare la giornata è rovinata, Don Tanino s'arrabbia, dici giusto giusto a mia, e me so gira Giannia, me mucchieri m'Italia, è la colpa d'una mia, e tu fa fotografia, dici mi che camorria, arriva lo saristano e li bicchiera via mano. Senza tuppo un tappi, con lo tuppo tappi, senza tuppo un tappi, con lo tuppo tappi, con lo tappi tappi, tiri tuppo e tappi, con tuppo e tacchi, già tacchi e tuppo, tiri tuppi, tappi come tappi tappi, senza tuppo un tappi, con lo tuppo tappi, senza tuppo un tappi, con lo tuppo tappi come tappi tappi, tiri tuppo e tappi.
tutti alla casa Vasino. La festa tutta a casa. Cioè, dobbiamo andare a casa? Mi sa che abbiamo sempre le uscite Nel momento comandate. giusto? No, no. Ogni cosa coincide col fatto che ce ne dobbiamo Cioè, dobbiamo andare. andare sempre noi a Ora casa. tutti alla casa Vasinò, ma tanto Ivan non arriva perché quindi Ah, facciamo qualche altro. Conduciamo Se vuoi- noi. No, ragazzi, No, no. dico, Hai preparato non è soldi? giusto, anche perché dico, no, la situazione al momento è particolare adesso. In che dico, senso? perché dobbiamo rendere questo un ufficio. In che senso? Perché in che senso? Che può significare Ah, rendere dobbiamo questo... proprio sloggiare. No, no, dovete andare via, dovete dare spazio perché questo deve diventare un CAF. Noi siamo in fila, infatti, Sì, all'ufficio sì, di sì, e collocamento. non avete neanche fatto il turno, il classico arrivo, tanto c'ho la Ma raccomandazione. noi siamo raccomandati. Non vale la No, raccomandazione, non quindi vale. questo diventa un CAF. Bravo, abbandoniamo, mettiamo anche tavolino e sedie, creiamo lo sfondo da CAF perché due artisti straordinari che hanno segnato il cabaret nell'amata Sicilia, Italia e forse anche nel mondo. E se io devo dire grazie a questo mestiere, devo dire grazie ai 3 e un quarto perché ho iniziato guardando loro e devo dire che guardando loro ho imparato, ho sognato e ho sperato. Non si diventa come i 3 e un quarto perché i 3 e un quarto sono 3 e un quarto, io sono Ivan Fiore, ognuno stiamo sistemando, guardate qua Gattino come diventa un collocamento, in realtà scene di quotidiano vissute ma esasperate, rese dinamiche, espressive, divertenti, comiche, esilaranti con i 3 e un quarto, i fratelli Pizzuto. E abbiamo sempre i fratelli Calandra qua. Comunque dico, una coppia di fratelli l'abbiamo sempre. Signore e signori, un applauso da casa. Anzi, vi invito a condividere questa diretta. Invitate gli amici a guardare a divertirsi in questo spettacolo streaming. E adesso in diretta i 3 e un quarto. Bravi, bravi. Me ne vado, me ne vado. Buongiorno. Ah, prego, buongiorno. 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 Di che servizio ho bisogno? No, i servizi a casa mia li abbiamo tutti perché mia moglie piatti, bicchieri, tovagliato, non ci manca niente quando ci siamo sposati. No, mia suocera proprio forse era- non ci siamo capiti. Sì. Servizio del CAF. Me lo deve vendere a me il servizio del CAF. No, CAF, No, Centro Assistenza Fiscale. Ah, giusto, c'è assistenza fiscale. Mia suocera mi ha detto vai al CAF perché c'è sempre Sì. qualcosa di dichiarare, ma fare la dichiarazione. Da dichiarare. E io ci dice ma Sì. se uno non aveva niente, che cosa deve dichiarare? Niente. Vabbè, ma Quindi adesso- che ci venga a fare niente, giusto? Vabbè, adesso vediamo quadro per quadro, va bene? Ah, è una questione di quadri. Oh, no. Allora siamo a posto perché a casa mia quadri non ne abbiamo manco uno. No. Giusto c'è un quadretto con la foto di mia suocera che mia moglie ci tiene se l'è messa nel comodino. Sì, sì. Ma se è un problema lo eliminiamo. No, cosa elimina? La sua suocera No, elimina? il quadretto. eliminiamo Ah, il no, quadretto. per quadri intendevo io le caselle. Le caselle, Le no? caselle, sì. No. Scusi, lei è venuto qui per fare il modello, giusto? Il modello? Certo. Perché qua uno può fare pure il modello. Se viene qua è perché deve fare il modello. Mi scattasse 4 fotografie che ci faccio aprire la mia moglie. Carice caso mi ho fatto la secca che c'è. Modello estate, primavera, autunno, inverno 2020-2021. 4 stagioni. Cosa sta facendo? Il modello, non il modello nel senso che sfila, il modello, il modulo, come lo chiama? Il nodulo, sì, c'ho sto nodulo che a me non fa sì. Modulo, modulo, non nodulo, Insomma, che va a fare? Il modulo, è da compilare il modulo. E Per perché fare un la cam- dichiarazione dei redditi bisogna compilare il un modulo. modulo. Lo poteva dire 7,30 prima. o 7,40? 18,58. Non c'entra niente, è il modello, vabbè, lasci fare a me. Vabbè, Ok. faccia lei che io Vabbè, mi sento ok. a piano. Allora, innanzitutto, lei come si chiama? Me l'ho scordato. Alzheimer. Perché nella macchina finivo. Perché si è alzato? Lei mi disse alzammo. No, ho detto Alzheimer. Adesso non capivo. Ma perché si alza, mi scusi? No, lei dice alzamone, io mi scuso, solo che dice alzamone mi fa solo sulla No, mia. no, forse noi non ci capiamo. No, non ci Se lei capiamo. non si ricorda come si chiama, io posso pensare che lei soffra di Alzheimer. Ma È perché giusto? mi ricordare come mi chiama? E l'ha Cosa che detto ho lei, fatto? scusi, come si chiama? Me l'ho scordato. Ha visto che se l'è scordato, mi scusi. Ma che mi scordavo? Come che si scorda? No, me l'ho scordato è il mio nome, io mi chiamo me l'ho scordato. Me l'ho scordato! Sì, ma mica è colpa mia, me facevo messo il nome, mica mi messo io. Che poi manco fu proprio colpa di mia padre, perché praticamente quando nascevo io, siccome mia madre me lo mettere un nome e mio padre un altro, Vabbè, gli fa se mi scaro i suoceri, giusto, lui e due, e chi dicevano chiamamela così e chiamala così, insomma ufficiale a annappiare mio padre, dice vabbè ci penso io, si all'anagrafe, e ci fa l'impiegato, dice ma come la va a chiamare il suo piccino? E mio padre...
Me l'ho scordato. E me lo scrisse, me lo scordato. Ci fece scrivere, me Quindi l'ho è scordato. stato un equivoco. Sì, è stato un equivoco. Chi lo scrisse, me l'ho scordato. Ho capito. Ma Vabbè, ci pareva cose- male. Ci cose pareva che possono conoscenza. succedere. Vabbè, ha trovato Sì, vabbè. un impiegato poco preparato. Vabbè, allora, Melo di nome scordato. No, me l'ho scordato, è il nome, tutto attaccato. Cioè, me l'ho scordato il suo nome. E mi scrisse io così, l'impiegato scrisse, chi faceva cancellare, non Vabbè. avevo fatto niente. Me l'ho scordato. Cognome? Sapiddo. Non sa neanche questo. Che cosa? Il suo cognome. No, lo so. No, ma se ha detto che non lo sa, No, io lo so perfettamente. come si chiama di cognome? Sapiddo. Ha visto che non lo sa. Ma perché non l'ha sapito? E lei dice, "Ma Io Sapiddo, io mi chiamo Sapiddo, il mio cognome è... Me l'ho scordato Sapiddo. me l'ho Sapiddo. scordato Sapiddo. Ma siamo in 3 generazioni che li chiamavo Sapiddo perché mio nonno si chiamava Sapiddo e mio padre Sapiddo, su che avrò Sapiddo io, Sapiddo ora ci vuole. Ma ce ne vuole, me l'ho scordato Sapiddo. Ma perché lei come si chiama che sta facendo tutto questa strafelera? Vacca Carlo. Vabbè. Normalissimo. mi No, scusi. no, vabbè, certo, va Oh, a cacarlo. Comunque, ha qualcosa da denunciare? Mia suocera. Che c'entra tu? Una volta che mi domanda io denuncio, a mia suocera. Ma per quale motivo? Mia suocera mi fa molestia sessuale. Molestia sessuale. Ogni giorno piglia la scusa buona per farmi molestia sessuale. Ma in che senso? Pure stamattina io qua da lei non ci volevo venire. E quindi? E mia suocera, no, vacci, non ci vai, vacci. Cioè, insomma, a un certo punto ci pigliano i 5 minuti a mia suocera, piglia, papà, e mi va a cafoto un cavo ci menziamo. C'è un calcio lì in mezzo? Sì. E per lei questa è molestia sessuale? No, dopo, diciamo che ci un bacetto che te passa. Ma quale No, bacio? vabbè. Ma vada patina, ma come è pazza, ci ha sgangolato. no? Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, lei ha immobili? Io sì, uno zio paralitico. Uno zio Cosa c'entra uno zio paralitico? Piglia, più immobile di mezzo che paralitico. Ma no, Vabbè, immobili. che è proprio immobile non è perché ora c'è accanto a una sedia a rotelle, E no? quindi? Poi siamo, quindi è semi-immobile adesso. Semi-immobile. Non c'entra niente, ho detto se lei ha immobili. Ah, immobili, che Oh. hai detto che l'aveva? Ma avevo un armadio 4 ante, che è troppo bello. No, immobili, tutto unito. Casa, ne ha casa. Casa, una parola grossa. Io avevo una casa. E perché? Ora diventa una stalla. Una stalla. Perché ci viene a stare mia suocera. E che c'entra? È un animale, è una bestia. Mia suocera è un animale. Guardi- Non ce lo mettiste che io non No, no, non ce lo metto. Guarda, non è giusto parlare male alle persone che non sono presenti. mi Certo, scusi. perché mia suocera. Volevo vedere se era sua suocera, se non parlava male lei. Ma cosa c'entra? Non c'entra niente. Mia suocera c'entra sempre. Oh, comunque, l'area della casa. Inquinata. Che c'entra inquinata? L'aria della casa è inquinata. Come inquinata? Perché mia suocera peretea sempre. Come per- Peretea sempre ogni minuto, anzi ci di più. Mia suocera la mattina si susa pereteando. Come? E non letto, è compito. E si susa, e si mette a gritta e poi va camminando. Ogni passo è completo, ma come fa a sgarrare un pirito? Ogni passo, fino alla sera, quando si va a cucca, che si mette sotto i lenzuola, si tira il lenzuola e butta l'ultimo e ne addormisciamo tutti. Mia suocera è peritomane incallita. Piritomane. Peritomane incallita. Ci scrivi? No, a prescindere che non si dice piritomane. Di chi? Si dice petomane. C'è, petone. Ma perché l'ha sentito dire, ma è uno che ha petonia? Petonia. Peretia. Ma che c'è? Ma non Ci mettesse Vabbè, peritomane. non ci è così, mettesse. vabbè, non è così. Non è Vabbè, così, io intendevo lui dire l'aria della casa, i metri quadrati, quanto è grande? A quadratura, e chi può essere 150? Che? Che succede? E i vocali difficili, lo facciamo pure i consonanti. No, era un modo di esprimerli per farle capire che è una bella quadratura. Non quindi è meglio che una bella quadratura. è più comoda per lei, ma si pagano più tasse. Ma perché si paga di tasse sulla casa? Sulla quadratura. E più è grande più si paga. È ovvio. Meno male che facciamo una caccia a casa, se no chissà quanto ne avesse venuto. Che ne avesse... No, quale piccola. Lei ha detto 150. Non non è- rissi, Lei ha detto 150. No, sta dicendo le ore, io non rissi. E che cosa ha detto? Io stavo ragionando, stavo dicendo quanto è questa casa, stavo pensando 100 o 50. 100 Ah, o 100 o 50. Infatti può essere, ma che faceva 100 che poi ci veniva a essere messo. Ah. Ci sta mia moglie, facciamola 50. 50. Sì, però 50 con tutte le mura. Con tutte le Cioè, mura. calpestabili saranno una trentina di metri. Addirittura 30? Non c'è Non ci 20, arriva. una 5 metri quadrati. 5 metri quadrati. 2 metri quadrati proprio. Quindi hanno fatto la cubatura dell'ascensore. Esatto, perché volevamo fare un piano sopra. Quando facciamo l'ascensore, a canale ascensore sotto ci facciamo la casa. E Va bene Ci 150. mettessero un metro quadrato, ci mettessero. Vi faccio fare un piccolo conteggio. Ta 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 ta. Che è Ta 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 ta. Ta 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 ta. Per la tagliatrice. Ah, va bene, niente, poco. 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 450 euro 450 euro di tasse. semestrali, E chi puoi dire? 900 annuali. Ma come scemo di... No, cancella la stessa cosa. Non può essere che uno ha pagato tutti i... No, non Invece esiste. Questa cosa non sa tutto. purtroppo. Lei ha anche una dipendenza per caso? No, a casa mia lavoro solo come un cornuto. E che c'entra? Niente dipendenza.
No, non intendevo dipendenti, dependenze. Cioè. Una struttura decente alla sua casa che utilizza... A Dio piacendo e me dispiacendo, a casa mia ci stanno solamente mia moglie e mia suocera. E sua suocera. Però finalmente con mia suocera ho risolto per sempre. Ah, in che senso? Ah, mi sono pollaio. L'ha messa nel pollaio. Non messa nel pollaio, la rifreschiamo, pigliamo aria. Lei c'è un pollaio e ha messo suo suocero nel pollaio. Un fice buono. Ma che schifo, la puzza! No, si abituarono a dire. Certo, all'inizio manco volevamo fare l'uova, però poi ora ogni periodo fanno un uovo. Sono tipo orchestra, vanno ho no, e fanno l'uovo. ho capito. È una cosa assurda. proprio. E mi spieghi così per curiosità, quanto è grande questo pollaio? Sarà una decina di metri per 8 per 10. 80! Sì, un'ottantina, non più di 100, non più di 100 perché sta facendo l'uovo. La monica sta nascendo. 80 metri quadrati è una bella quadratura. Bisogna Bisogna anche pagare le tasse sul perché si pagano pure le tasse per... certo. Ma perché per un pollaio si paga? È ovvio. A cucciaro cane, a pagare per la tassa per la cucciaro cane? No, quella no. E perché i polli si ha un cane? Allora facciamo un piccolo conteggio. Alla la mitagliatrice. Ah, vabbè, più fortunato. Di meno. Di meno? 350 euro. 650 euro? Semestrali. Camorria, quanto viene all'anno? 700 annuali. No, non puoi. Allora, lei ne esce pazzo. Allora, facciamo una cosa. Sì. Lei ora mi scancella tutte queste cose, Sì. così mi fa pagare niente e io per sdebitarmi con lei ci regalo una bella bottiglia di vino. Chi dico una bottiglia? Una cassa di vino fatta proprio col vino dal mio vigneto, con l'uva mia, proprio pistata che mi piace, proprio a meglio racina la zona a cari. Perché lei è un vigneto. Sì, troppo bello, ciao. Chino, tutto pieno di racino, tutta uva. Tutta uva a nero. No. Io il nero ce l'ho, ma c'ho pure il bianco. Il nero tavola, faccia e poi bello bianco Chardonnay. Ah, Chardonnay. Chardonnay. E mi spiego così per curiosità, quanto è grande questo terreno? È bello. Se paga pure un terreno. Lei che dice? Botta di sale a lei e a me quando parlo. Ci mettessi un tumolo. Anzi, mi tumoli. Mi sta facendo muovere, mi sta tassando per un terreno. Poco. Va bene, sono circa 1400 metri quadrati, facciamo un conteggio. A finire con c'è calcolatrice. Molto. Vabbè, vieni. Niente. 250 euro. 250 euro per un terreno. Semestrali. Camorria, quanto si paga questo terreno? 500 annuali. No, molto sogno. No. Facciamo, io me ne vai. Si rilassi. Posso rilassare? Adesso vediamo di ridurre un po' le imposte. Perché se riduciamo le imposte pago meno tasse? È ovvio. Allora facciamo così, ora me ne vai a casa. Ci muro tutti i finestri a mia moglie, così riduco tutte queste imposte e non paghiamo niente. Ma non le imposte alle finestre, le imposte alle tasse. E come si riducono? E allora, lei ha qualche ticket? Si paga di meno? Certo, da scaricare. Vero, meno male. Io non se ne aveva donato che... Accorto di cosa? No, che c'ho i ticket. È che ci sono gli avanzi, pure, ma se mi spoccio, guarda che ticket che hai. Ma non è che è così sempre, che pare per fesseria, ma è tipo contagioso, vedi? È contagioso. Quindi se si tocca... Cosa mi va a fare? Non mi tocchi! Basta così! Ticket! Non ticket nervoso, ticket! E chi è? Spese mediche, ne ha? No, ma c'è che non malato, ci potremmo mettere. Non ce lo possiamo mettere. Botta di sale. Spese funebri, ne ha? Quest'anno ne ha avute spese funebri. Perché si paga più picca? È ovvio, le riduciamo. Purtroppo no, sono sfortunato. Peccato, perché si potevano defalcare per intero. Ci mettesse a mia suocera? A sua suocera? Sì. Ma perché è morta? Tempo che arriva a casa me la va a dare. Come? Va a casa a ammazza la suocera per pagare meno tasse. Una fava pigliare un piccione. Non diciamo fesserie, non è possibile. Non si può fare, giusto? Non si può fare. Non è giusto. Lei ha qualche premio? Sì. In che senso? Ho due medaglie d'oro. Come due? Ho 2 medaglie d'oro. Dove? Tira a bersaglio. Tira a bersaglio. Tira a bersaglio. Alla sagra del paese. Proprio. Alla sagra del paese? Sì, certo, mi aiutarono però per vincere. Ma che premio è? Sì. Come che premio? Vincevo tirando a bersaglio. Però mi hanno aiutato perché mi misero come bersaglio, ci la fotografia di mia suocera. Io sbagliavo un colpo, pom, tutti i centri. Ma cosa c'è? 2 medaglie d'oro. Premio assicurativo, ce l'ha? Lei paga qualche premio? Ma perché si pagano i premi? Certo. No, io li ho solo quelli vinti. Quelli No, pagati... non c'entra niente. Premio assicurativo, che so, una polizza vita ce l'ha. La polizia della vita, No, vabbè, lasciamo stare. No, mi sta facendo confondere. È troppo chiuso. Lei ce l'ha un mutuo?
Sì, Casemiro, il pappagallo. Casemiro il pappagallo. Sì, ora è muto. Come Cioè, muto? prima parlava, poi passò messo Geranura. Ha visto Nura se scanto e ci cade la lingua, un po' recchio. Non muto, un mutuo bancario. Allora, Un mutuo guardi, bancario. cerco di spiegarmi il meglio possibile. Sì, Cerchi sì, di sì. afferrare bene il concetto. Ora acchiappiamo. Paradossalmente, più debiti si hanno, Più meno debiti. tasse si Cioè, pagano. più debiti si hanno, meno tasse si Se lei avesse avuto un mutuo bancario un mutuo, per la no. sua casa, avrebbe avuto un debito con la banca. con la banca, il debito. Questo debito lei lo potrebbe defalcare dalle tasse, va bene? Quindi più debiti si hanno, meno tasse paga. si apre. Io non si stai paga. capendo niente. Allora, i premi invece di vincilli mi fa accattare. Si pagano, Più- certo. più debiti faccio, meno tasse mi fa pagare. Eh. Ma come funziona il suo Funziona modello? così. Adesso vi faccio fare un conteggio finale. Sì, mi sa che dice no. Ah, mi sa che dice no. ta 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 Datemi ta giù ta. importante progetto. Ta. Ah, poi Ah. tu sogno. 3.000 euro puliti. 6.000 euro totale. Semestrali. Meno male mi stava scantando. E quanto 6.000 viene? Ma annuali. come pazzo? No, 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 no. Ecco qua, No, lei adesso prende il suo bel moduletto, va in banca Molto sogno. e paga con un bel sorriso. Vado in? Banca 6.000 euro. Eh, Più Che più? 200 miseri euro. Che su? Il compenso del CAF. Bello compenso lo CAF. Serve il piccione sua? Soldi per me, certo, è ovvio. Ma perché non era gratuito il CAF? E guardi, purtroppo il mio carissimo amico che gestisce questo CAF Sì? si è ammalato Oh, no. ed è ricoverato. Un E io l'ho Covid. sostituito, ma sono a pagamento. Miro quello che ha pissennato. Avvisa. Vabbè, allora ora prendo questo e vado In banca. da mia suocera. Da sua suocera. C'ha domanda di picciolo. Ah, ora è come... Ah, ora lo so mia cos'è. suocera perché la pensione, cioè, 100 anni di salute. 100 mia suocera. anni, Sì. certo, E vabbè, certo. allora, signor ragioniere, che ci deve... Arrivederci e grazie. No, è un po' pochino. Ah, giusto. 2 volte grazie. No, pochino. 20 volte È grazie. un po' pochino. Amore, 200 volte. 200 euro. 200 euro. Il Il compenso compenso del CAF. del CAF. Però aspetta un minuto, ma non è, se io ho capito bene il concetto, no? Cioè praticamente lei disse che uno più debiti ha, Sì. meno tasse paga. Bravo, ho capito il concetto. Quindi ora mettiamo per caso che io ci 100 euro a lei un cirogno. Lei sarebbe in debito. Ha capito il nesso? Ta 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 No. ta 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 No, così, ta ta no, ta no, non vale, così non vale. Venga qua, non ci siamo capiti allora, venga, vadi, Bravi, bravi, e l'ore 3 e un quarto, e ora devo smontare il CAF da solo. Però dico, bravi i fratelli Calandra, bravi i fratelli Pizzuto, e bravi i fratelli Fiore e i fratelli Cangelosi. Siamo qua perché siamo tutti la fratellanza prima di tutto. Sistemiamo, vedo che un bel po' di persone si stanno collegando e rimangono, questa è la cosa più importante. Invitiamo sempre chi si è collegato in questo momento di invitare l'amico a casa a chiamare papà! Papà, ci sono i ragazzi streaming! Ma che vuol dire? Che si stanno esibendo in virtuale, ma in realtà è reale perché è la diretta vera. Io sto smontando il tavolino del CAF. Ringraziamo i tecnici. Il tavolino del CAF. Ah, avevo... Non mi permetterei mai. No, avevo Ti sentito sembra strano che io possa spostare? Ti sembra strano? che tu possa spostare un Ti tavolino, sembra sì. strano? Sì, mi sembra strano. Ti sembra strano sembra che un strano. siciliano Sì, possa sì. spostare un tavolino da solo? Molto Il siciliano strano. lavora, il siciliano è il miglior amico dell'uomo. No, cosa? Sì, sì, E quello proprio volevo strano. fare, quello è così l'ha capito. Attento. E mentre si portano il tavolino È strano, è vero? è troppo strano vedere Ivan Fiore lavorare. Cioè, questo è... Ma poi Anche perché di qui- domenica ce l'ha. Ma tu te lo immagini? Lui che lavora E noi no. Ah no. in un video che lui non vuole fare niente. Ah, certo. Vero, vero. Ma in questo video c'è Ivan Fiore. Purtroppo no, purtroppo è stato un piacere. Stanno averlo. accadendo tutte cose Strane. per caso. Per no? caso, sì, tutto strano. Ogni video sembra che ci sia stato qualcuno. Tipo un collegamento fatto apposta. Sì, ma anche il video con i No, ma fratelli. tutto questo è merito della regia. Certo, La che regia. regge. Sì. Anzi, ringraziamo la Eventi Service Per che cosa? per averci permesso di poter realizzare questo e per la diretta streaming. Noi ringraziamo tutti, anche quelli collegati. L'altra volta dobbiamo fare un video con un intro più corto. Molto più corto, Maurizio. Forse inizia, forse inizia. Ivan, dove siamo arrivati?
Aialini? Ivan il rapito dagli alieni. Mascopello? Non lo so, Maurizio. Ehi! Mi suso, mi curco su soiuso, tengo l'occhio aperto, o lo tengo chiuso, le robe in capoletto, ora che mi metto, le scarpe 9, tanto fuori inchiovi, un corpo alle capite, mi ciavano la scide, ma giusto le baffetti, un nacciolo li quasetti. Siciliano tipo sano, mi spicchio la simenza, non ne posso fare senza, ogni tanto parla Dio se mi scappa la pazienza. Siciliano tipo sano, domenica la missa, Don Vito mi confessa, perdona lo peccato e comincerei da capo. Mi magica bannia, quando ti parattia, mi lascia stare in pace e te ne va di mia. A Tiago ti lurissi e mi voglio maritare, meglio stare in piazza e a tutti salutare. Coscienza Venerica, sua figlia ancora zita, ci piace bella vita, ma quando si marita, talio chiura sonno, fice un poco rica. 4 maccarona, mi mangiasse come dica, mentre sogno per la via, c'è uno capania, sistema di meluna, e in canottiera fuma, siciliano tipo sano, lui io non ne voglio, la sera spaldo l'oglio, se mi lascia smossa forse fosse pure meglio, siciliano tipo sano. Mi leggo un giornale, la cronaca locale, sta cosa non si può dire, sta cosa non si può fare. Serietà alla base di tutto. Io ragazzi fortunatamente non lavoro. Nel mio caso mi sveglio la mattina e la prima cosa mi faccio oltre 2 ore di sonno. È bella vita! Obiettivi nessuno, dignità già persa. Ma mi sembra esagerato. Ciao ragazzi. Già si dice tardo, ma comincio a salutare. Sogno troppo stanco, senza travagliare. Sapete che vi dico, ma vi sa riposare. La tavola è punzata, sta vita non si può fare. All'esterno di mangiare, non saccio più che fare. Mi lavo a finestrella e mi taglio male. Siciliano tipo sano, mio fratello a Germania, amici a Toccolino, mio padre che travaglia alla fabbrica a Torino. Siciliano tipo sano, mi spicchio la simenza, non ne posso fare senza, ogni tanto parla Dio se mi scappa la pazienza. Siciliano tipo sano, lui io non ne voglio, la sera spaldo l'oglio, se mi lascia smossa forse fosse pure meglio. Siciliano tipo sano, domenica la missa, Don Vito mi confessa, perdona lo peccato e comincerei da capo. Siciliano tipo sano, dello mondo paesano. Siciliano tipo sano, dello mondo degno mano. Ma che bravi! Bello, bellissimo. Dico, non vorrei essere di parte, ma ho visto un bel video e soprattutto il protagonista del video è straordinario. Non voglio dire, ma anche il presentatore della serata. Ma sai chi è il protagonista? No, però esteticamente non mi dispiaceva. No, non è male, non è male. Non è male. Allora, una cosa importante, mi piace questo ritmo, questo sound, perché io in Ma realtà tutto accade sempre per caso. tutto accade per casa, è una pioggia di pensieri che viene raccolta da un ombrello, al contrario, raccoglie i pensieri. Non so però questa
questa cosa mi piace, e noi che in questo momento particolare, questo momento storico abbastanza scomodo, spesso ci rivolgiamo ai santi, ma visto che io sono un comico voglio raccontare e esaltare come noi spesso chiamiamo i santi, li chiamiamo in causa, e a volte però usiamo il santo in base a quello che ci serve. Ad esempio, anzi no, per noi è Rosalia. Rosalie, ti prego, fa che mio figlio quest'anno viene promosso a scuola. Noi siamo convinti che Rosalia ci fa fare i conti in Pito Piccerito, quindi noi utilizziamo la santa così. Oppure addirittura, Rosalie, mio marito in travaglio non trova travaglio, pensaci tu, noi siamo convinti che Rosalia se ne va al collocamento e cerca la domanda per il marito, niente da fare, noi siamo così. E quindi questa canzone che ho scritto, che parla della santa di Palermo, in realtà è una goliardia, e in realtà è l'atteggiamento del siciliano, dell'uomo ai cospetti della santa. E cosa chiede alla santa? Chiedi che fai per mia, 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 chiedi che fai per mia. Santa Rosalia, Santa Rosalia, wow wow wow, Santa Rosalia. Sogni Palermo, città del futuro, con i cumana ne piglia popolo, i travagliare a mia misidia, sogno campati Santa Rosalia, Santa Rosalia, Santa Rosalia, Santa Rosalia, Santa Rosalia, balla, Santa Rosalia, Santa Rosalia, salta, Santa Rosalia, Santa Rosalia, canta, Santa Rosalia, wow wow wow, Santa Rosalia. Para 8, 11 e 40, Rosalia fai la santa, fallo uscire, sai perché? Ma cattare a cuce, Santa Rosalia, Santa Rosalia, Santa Rosalia, Santa Rosalia, balla, Santa Rosalia, Santa Rosalia, salta, Santa Rosalia, Santa Rosalia, canta, Santa Rosalia, wow wow wow, Santa Rosalia, para a mattina già cominci a cattare un gratta e vinci, e si vinci è sicuro, ma ne tutta fa. Santa Rosalia, Santa Rosalia, Santa Rosalia, Santa Rosalia, balla, Santa Rosalia, Santa Rosalia, salta, Santa Rosalia, Santa Rosalia, canta, chiedi che fai per mia, 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 Santa Rosalia. Grazie ai Calandra e Calandra che hanno sostenuto questo momento. Grazie, l'applauso che arriva dalla gente da casa, dalla gente di polizia. Loro vanno via, ma cercando di tenere questo tono così allegro in questo momento storico veramente scomodo, questo periodo che io definirei oggi come oggi fine del mondo. Quando mai, vi ricordate, la catastrofe arriverà alla fine del mondo? Beh, in realtà questo 2020 sembra proprio quasi la fine del mondo, terribile, ogni giorno notizie sconfortanti, ma noi siamo lì a reggere l'urto da casa, con le mascherine, con le dovute precauzioni, ma se noi analizziamo bene la parola, da noi, fine del mondo, è un complimento. Noi dobbiamo usare questa parola come cosa bella. Che so, come cucina la pasta al forno mia madre è la fine del mondo. Questo, gli occhi della mia donna sono la fine del mondo. Il sorriso dei miei bambini, la fine del mondo. Quindi noi dobbiamo cantare e esaltare le cose belle. In questo momento buio e tenebroso dobbiamo vedere le cose belle, i bei colori. Lo so che è difficile, e adesso questa canzone appunto esalta la fine del mondo in senso bello. È il ritornello della canzone, che vorrei che voi da casa, molti di voi magari la conoscono, fa così: ondo è la fine del mondo, Endio, la fine dello stipendio.
Lo so che è la fine dello stipendio in questo momento che si parla di stipendio, è proprio la fine, però naturalmente è un gioco di parole. Ondo è la fine del mondo. E adesso canterò le cose che per me sono davvero la fine del mondo. La fine del mondo è col freddo una tazza di tè, dormire di notte abbracciati, svegliarsi, sentirsi amati. La fine del mondo è la mattina un buon caffè, le coccole del tuo cane, i broccoli in tegame. La fine del mondo è il sorriso che fai per me, una torta di cioccolata, una bella cacata. Allora ondo, ondo, la fine del mondo. Eppure qua me ne approfitterei di tutti. Vorrei che sul palco tornassero tutti su questo simil palco, perché vorrei che Ondo Ondo la cantassero tutti i miei amici, colleghi artisti. 3 e un quarto, Cangialosi, me ne approfitto, Giovanni, Giuseppe. Vorrei che Ondo Ondo la cantassimo assieme, perché dico è un inno alla vita, è la fine del mondo, è la cosa bella. Quindi quando tocca a noi è Ondo, Ondo è la fine del mondo. Endio, Endio, la fine dello stipendio. Vabbè, la fine del mondo è quell'auto cabriolet, la neve la mattina, il culo della vicina. La fine del mondo è la canzone che dedico a te, un calcio ad un pallone, una teglia di sfincione. La fine del mondo è quel libro che fa per me l'originalità, o una che me la dà. Ondo, Ondo è la fine del mondo. Endio, Endio è la fine dello stipendio. Preghiamo, sembra più una liturgia. Cioè, faccia, la fine del mondo è... Cos'è per te una cosa talmente bella, Giuseppe, da essere la fine del mondo? In questo momento brutto, diamo spiragli di positività. In questo momento buio, la luce la diamo. Ce l'ho. Il Il sorriso di mio figlio. Eccolo qua, la fine del mondo è il sorriso del figlio di Fabrizio. Per Giuseppe la fine del mondo è Stare tutti insieme. stare tutti insieme. Sarebbe bello. Sarebbe bello, cioè. E aggiungerei Ce l'ha. La fine del mondo è per Giovanni, la fine del mondo è i riscaldamenti che ci sono qui. il riscaldo sta morendo da freddo, cioè il freddo arriva fino alle ossa, Giovanni è diretto praticamente. Ce l'ha, la fine del mondo è Dopo essere stato in bagno, un bel bidet. Fa prima. Ondo è la fine del mondo. Endio, Endio, la fine dello stipendio. La fine del mondo, questo è il disegno. E come mi pongo senza stipendio? Io dico basta sto cazzo di casta. Quanto ci costa un piatto di pasta? Ho lavorato, sì, come un mulo, e voglio gridare, ma vaffanculo! Però questo deve essere Ondo, Ondo è la fine del mondo. Endio, Endio, la fine dello stipendio. Per Maurizio la fine del mondo è Ma, potrebbe essere la fine della pandemia. la fine della pandemia? Sì, che va È la bene. fine del mondo in questo caso, dico no. Le tue figlie, tua moglie, Sì, la ma tua questo è famiglia, ovvio, la dai. fine del mondo è tutto. E allora la fine È la fine della Sì, Ci tenete. La fine del mondo è quel quadro di Monet, un calcio ad un pallone, il una Milan che teglia vince di lo scudetto. spiccione. Dov'è la rima col Milan che vince lo scudetto? Scusa, in diretta la gente Ma dice è ma quale utopia, quella è rima? utopia. La è rima utopia. non c'è, ma sarebbe bello. Una bella giornata, una fetta di cassata. Cioè pensi alla rima, dimmi una bella rima, tu che sei bravo con le rime. La fine del mondo è una passeggiata in bici, Insieme agli amici. una cena con l'amica. Solo lui, tu sei la parte sbagliata della famiglia. Lui Cioè è la la parte gente nera, dice, lui è la Giovanni parte scura. Giovanni, la fine del mondo è che so, Dai, ce l'hai. no, la pizza della nonna. La fine del mondo è con la rima. Giovanni con la gonna. Giovanni con la gonna, però dico, Stavo dicendo io. togliere quinto Scusa. la fine del mondo è Regia. il bel pezzo di pane. La fine del mondo è Pane con il Giovanni, ma perché Sindici tu sei un maestro Perché di ne so scuola? tutte. Qui. Allora, fino a posso La fine del mondo è un gran pezzo di pane. E La fine qui non c'è un freddo cane.
Non c'è, Non c'è Freddo Freddo Cane. Oh, Mondo è la fine del mondo. Endio è la fine dello stipendio. Allora, Uca, la fine di Verruca. Perché che io mi Che preoccupavo l'ho di te. bruciata con laser. Va bene. Laser. Laser. Ho bruciato La senti questa laser. voce? Oh, La fine del mondo è... Un quadro di Monet. Vai, continua. La fine del L'ultimo mondo giorno a scuola, Il una Milan che stecca di vince lo stigno. scudetto. Ancora! è... Ondo è la fine del mondo. Endio, quando arriva lo stipendio. One, la fine di questa canzone. Grazie! Grazie per il contributo. Bravo, Direi bravo. che è meglio così, rimaniamo. Adesso diamo spazio Non l'abbiamo perché neanche siamo qua. provata. Non l'abbiamo neanche Non provata. si è capito che non l'abbiamo neanche provato. È un momento di Si è ritorneremo. visto comunque. Torneremo di nuovo già un momento di imparata. giubilo. Tra qualche minuto, quando tornerò di nuovo io, ritorneremo col giubilo. Ma diamo spazio. Se vuole utilizzare la mia chitarra, può fare quello che vuole perché lui sente freddo. È un freddo cane. Torniamo ad apprezzare le capacità straordinarie del ludico, del fantasmagorico. Un aggettivo l'uno, dell'esemplare, un aggettivo per Cangialosi. Svegliate! Milanista. Bravo, Del vecchione, vecchione. Vecchionasse. Valentino, un aggettivo per Giovanni Cangialosi. Interplanetario. Interplanetario. Signore e signori, Fotomodello Bonazzo Giovanni. Miss Universo per 2 anni di seguito, signore e signori, Giovanni Cangialosi col mio giubbotto. Per me Miss Italia finisce qui. Bravo! Allora, Endio, grazie alla regia. Endio, Se possiamo, mi va piglio un stipendio. se possiamo regia, gentilmente, sicuramente se possiamo abbassare un pochettino che c'è troppo caldo. Allora, mi hanno detto i miei amici della regia che ho messo qualche chilo. In effetti sì, siccome ho fatto un po' di palestra, un po' di ginnastica a casa, ho fatto... Insomma, ho messo un po' di massa. Io sono stato sempre così, in un certo senso, con questo fisico asciutto, così magro, ma così magro che questa mattina sono passato in via Regione Siciliana, uno con il carro funebre mi ha visto e mi fa: "Oh, a Chiana! Ma perché? Ma fare un autoviaggio, sale!" Disgraziati, cioè tutti che mi spottano perché io sono, cioè, ma io sono una persona generosa, ho fatto un'adozione a distanza, ho adottato un bimbo dell'Africa, ho mandato i soldi, ho mandato i regali, dopo 5 mesi il bambino voleva conoscere papà e che problemi ci sono. Ho mandato la mia fotografia in costume, adesso è un piccino che manna i piccoli amici, papà mangia che ne hai bisogno, mangia. Ma come si fa? Ma come si fa? Fino a poco fa ad Alcamo un signore mi guarda e fa: "Ma tu sei Giovanni Cangialosi?" Dice: "Sì, quello della televisione, sì, dal vivo pare molto." Dice: "Grazie." Dice: "No, ma per carità, tu hai stoffa, è la carne che ti manca." Io sono stato sempre secco, sempre magro, però io dico sempre, io la carne ce l'ho poca, ma al punto giusto. Mamma mia. Comunque non voglio parlare del mio aspetto fisico, oggi voglio parlare che purtroppo, no? Il Covid ci sta mettendo in ginocchio, c'è sempre più crisi, però mi ricordo che ai miei tempi, perciò già 30 anni fa, perché io ho insomma 40 anni più IVA, insomma c'era ancora più crisi, prima si stava veramente peggio. Oggi i giovani, vuoi non vuoi, hanno sempre quelle 10-20 euro in tasca, le sigarette, la birra. Ai tempi miei soldi non ce n'erano, soltanto quando mi cadeva il dentino. Mia mamma mi diceva: "Mettilo sotto il cuscino, che domani viene Santa Nicola e ti porta i soldini." L'indomani, sotto il cuscino, 1000 lire, 1000 lire, con un dentino 1000 lire. Ancora che corro verso il gabinetto, mi vado a rompere tutti i dentini. Vado da mia mamma e dico: "Mamma, guarda, tale quanto piccole." Mia mamma mi guarda, mia nonna viene, si leva la dentiera, fa: "Mettici pure chi se che ne aspettiamo." Mamma mia,
quelli erano tempi anche duri, dove c'era la crisi quella forte. No, oggi vedo che non c'è. I giovani che se la passano bene, hanno l'iPhone 7 a 5 anni. Noi avevamo il gettone telefonico soltanto, non avevamo niente. Oggi per conoscere le ragazze, no? Vai su Facebook, vai su Badoo, vai su Instagram, vai su WhatsApp, dove vuoi andare? Con tutti questi social non c'è problema. Prima, ai nostri tempi, ma quando mai? Per conoscere una ragazza dovevi andare alle feste dei 18 anni, dove c'erano da un lato tutti i maschi, dall'altro tutte le femmine, e incominciava il tempo delle mele, reality. Me lo ricordo, Samawi, che era bello. Io prendevo la ragazza, quella più bella, ma più era bella e più era scemunita. Infatti mi avvicinavo, ho detto ciao, balli? E lei, con chi? Con me suoro, perché c'è tua sorella, con me devi ballare. Ballavamo il lento, mamma mia, e lei era proprio bella sveglia. Io ho detto mamma mia, sono emozionato. Mi metteva le mani dietro un cozzo, qua dietro. Ho detto Maria, mi sto emozionando. Io balbuziente. Giravo, finalmente le dovevo dire ti vuoi mettere con me? Io, balbuziente. E incominciavo sulle note di Il tempo delle mele, cosa? No, niente, a posto. Così, mamma mia. E lì si conoscevano le ragazze, una ogni 1000 anni. Ma no, mamma mia che era bello. Erano altri tempi, era tutto più genuino. Quando conoscevi una ragazza alle 10 del mattino, per caso, a mezzogiorno veniva la stessa ragazza, ti guardava e ti diceva ti vuole conoscere mio padre. Ma perché? E così deve vedere se sei una persona seria, perché c'erano queste situazioni prima. E io andavo a casa, andavo a mangiare a casa di queste persone perché mi dovevano conoscere. E io mi ricordo che la mia amica, ex ragazza, ex fidanzata, mi diceva raccomando, mangia tutto quello che fa mia madre, altrimenti ci rimane male. Sua madre, la prima suocera, cucinava talmente male, ma i peperoni di 3 giorni fa, che il cane sulla sedia mi guardava e mi diceva io non ne mangio. Così, come si fa? Mi ricordo quella volta ho mangiato fino all'ultimo boccone mentre ero dentro l'ambulanza diretta al Bucchieri La Ferla, con mia suocera che mi guardava così e mi diceva aghiotte, aghiotte. E mio suocero accanto, così, te la sei portata bella, sei caduto lungo in terra senza dire bravo. E mia suocera, no come te che ti siamo portati a pronto soccorso con il fazzoletto bianco della 127. Mamma mia, ma quelli erano tempi più genuini. Oggi i giovani hanno tutto. Io ancora mi ricordo che per divertirmi, mi divertivo con poco. Andavo con mio nonno in un cinema a luci un po' particolari, in via Roma. Andavamo lì con le tessere, mi sedevo sullo schermo, tutte femmine nude, perché non esisteva Facebook. Seduti in platea, tutti mascole. C'era una bella trama. Iniziava il film, dopo 10 minuti qualcuno allungava la mano. E io pensavo, ma se tutte le femmine sono là, questa mano, lì è. Da qui nasce il cinema finocchiaro. Però poi ve lo dico la prossima volta. L'ultima cosa, prima che me ne vado, ho la nostalgia di andare di nuovo in America, perché io ci vado sempre, 3 volte l'anno. Per ora non si ci può andare, ma che era bello. Le prime volte sono arrivato, gli americani sono strani, hanno i satellite e li chiamano street, hanno l'autobus a 3 piani e li chiamano bus. Sono entrato in farmacia, ho detto senta mi dia un dentifricio. Quello si gira, l'italo-americano, mi dà un dentifricio di 4,8 kg. Prego, excuse me, questo troppo grande, mi dasse quello più piccolino.
mi guarda e mi fa: giovanotto, noi in America abbiamo tutte cose grandi, tutte cose grosse, tutte cose big. Hai bisogno di più niente? Avevo bisogno di supporsi, ma mi ha fatto un palermo. Allora, ragazzi, vi saluto e vi mando Ivan Fiore sul palco. Ivan, 3, 2, 1, bravo. Grazie, sei bravissimo, grazie. sei- Oh, un metro di distanza, cioè, incredibile. distanza. Cioè, siamo in macchina assieme con le mascherine, quando girava a sinistra cercavo perché dico, va bene, È comunque. giusto, è giusto. Ma di chi sono questi giubbotti? Cioè tu ti prendi un giubbotto e poi la mascherina no, è straordinaria. Ah, perché? Sul giubbotto pure fa. No, il Ah, giubbotto ok, no, no. ok. Ciao, Ciao, buon Natale, buon Natale, E buon ora Natale. tra poco tornerà Giovanni Cangelosi per il messaggino finale, il messaggio d'augurio e di speranza. Torniamo a rivedere qui sul palco due fratelli che sono però fratelli con i capelli bianchi, qualcuno ha i capelli e l'altro pure, quindi non parliamo dei fratelli. Ma perché spingi? Cioè, queste sono le spinge di San Giuseppe se mi spinge tuo fratello. E allora siamo qua per ascoltare una canzone Allora, io credo che tutte le canzoni dei Fratelli Calandra le conosco a memoria, ma una di quelle che mi piace tantissimo è sicuramente Rapus tipo? Spicchio Spicchio. Vabbè, questo è perché i signorini qua prendono la tradizione, la prendono, la smontano, la rimontano, puliscono il carburatore, la rimettono a posto e va spedito come sempre. E quindi è Rapus tipo, Spicchio Spicchio, Poso Spicchio e Chiù Sono Stipo, confuso. da non confondersi con che se tu lo fai veloce ti viene un'altra cosa. Sì, Quindi e non dobbiamo confonderci. che in italiano è apri. Quindi apri, come facciamo in italiano un attimo per dare un po' il senso, apri lo stipetto. No, prendi. Apro stipo, Rapo- piglio apro lo stipetto. apro lo stipetto e prendo uno spicchio dell'arancia, chiudo, poso lo Dell'aglio in questo Ah, caso. Quindi apro apro lo stipetto, prendo lo spicchio dell'aglio. lo spicchio, chiudo, Poso lo spicchio, chiudo lo e stipetto. chiudo lo Proviamo a lo farla stipetto. con apro lo stipetto, prendo lo spicchio d'aglio, Non si può poso lo fare. spicchio d'aglio, chiudo lo stipetto, no. Non si può fare, non viene bene. Ha un'altra metrica, un altro suono. Signore e signori, Calandra, come ti chiami tu? Calandra! Incredibile! Hai indovinato, dai. Rapus tipo e piglio spicchio, chiuio stipo e poso spicchio, piglio spicchio e gravo stipo, poso spicchio e chiuio stipo. Usavo lo spicchio d'aglia sopra la tovaglia, lo spicchio d'aglia ora non c'è più, l'abbiamo posato vicino alla bottiglia d'olio, lo spicchio d'aglia ora non c'è più. Cerca, cerca l'aglia, tagliamo in sulla paglia, sa trovare la voglia, ma spicchio non ce n'è. Cerca, cerca l'aglia, tagliamo in sulla paglia, sa trovare la voglia, ma spicchio non ce n'è. Adeno chiune cugliano, cottone cuglia, cercano cottia, cottone cuglia. Adeno chiune cugliano, cottone cuglia, lo spicchio d'aglia non si trova più. Adeno chiune cugliano, cottone cuglia, cercano cottia, cottone cuglia. Adeno chiune cugliano, cottone cuglia, lo spicchio d'aglia non si trova più. Voleva fare la moglie, chiamare la raniglia, lo spicchio d'aglia ora non c'è più, abbiamo dato puro tutta la famiglia, lo spicchio d'aglia ora non c'è più. Cerca, cerca l'aglia, tagliamo in sulla paglia, sa trovare la voglia, ma spicchio non ce n'è. Cerca, cerca l'aglia, tagliamo in sulla paglia, sa trovare la voglia, ma spicchio non ce n'è. Adino chiune cugliano, cottone cuglia, cercano cottia, cottone cuglia.
Adinocchioni cugliano cottoni cugliia, lo spicchio d'aglia non si trova più. Adinocchioni cugliano cottoni cugliia, cercano cottia, cottone cugliia. Adinocchioni cugliano cottoni cugliia, lo spicchio d'aglia non si trova più. Cerca l'aglia, tagliamo in sulla paglia, s'acciuva la puglia, ma spicchio un cinè. Cerca l'aglia, tagliamo in sulla paglia, s'acciuva la puglia, ma spicchio un cinè. Hey! Va bene, ci siamo. Ma Finalmente la Valletta dov'è? finalmente Stasera Ivan manca la Fiore non Valletta. c'è. Oh, so che! Ma To so che! chi è questo signore? Ah, io, to so che, to so che. So che, to Scusi, so che, tutte e due so che. Chi so che no, tutte e non, due? non possiamo dire, siamo in una fascia, protetta, dai. ancora dico, siamo- faccia protetta, so che a tutte, dico, perché dico, come so che a tutti? nel senso che so che cosa che si mangia? Su chi Come- si mangia? Sì, tipo, come tipo sushi, no? Però sushi è diverso, perché Sushi è? sushi è mollo, sushi è debole, so che forte, signor! Forte, sì! Aspetta, io... È Tassan! È Tassan! Non diciamo. No, non c'è il diciamo- mio assistente, dov'è? Come è Tassan? È Tassan! Assistente, è Tassan! È Tassan. Guarda, presenta, è Tassan! È Tassan. Che lui è... So che... Forse! Forte. Perché lui è forte, signore, lui è forte, è salvo. La salute, questo momento è importante, è un momento storico. Diciamo che Suki è amore per il cibo, tu aggiungi Suki, aggiungi amore. Stai facendo pasta, aggiungi Suki, diventa... Pasta Pasta al con pomodoro. Suki, troppo bella! Pasta con Suki! E quando finisce, cioè la tavola tutto finito, tu cosa dici? Agnetto e Suki e finito Dio, è finito. E allora, però prodotti che hanno reso grande mia azienda, per esempio i Tipo? formaggi. I formaggi sono buonissimi. A tavola. Provola so che è un po' buono, ma formaggio di mia azienda, fortissimo, Che c'entra? è Tuma. Posso pubblicizzare per gente da casa Certo, Tuma? certo. Tuma Soche! No. Tuma Soche è Ma non- formaggio ma non è un buonissimo. nome adatto, secondo Che me. poi per se un tu vedi questo è gigantesco, perché possiamo anche dare fettina, non Ah, sì? come- Ah, che Tuma Mini, che è piccolino, signor. Tuma Mini? Aspetta, no. No, Esatto. non vorrei Mi equivocare. sta lasciando- Io, pericolo equivocabile, diciamo, io ho problemi. Infatti, per evitare equivochi, noi abbiamo fatto un programma... Equivoci. Scivochi? Prevotale? Noi abbiamo fatto un programma televisivo, Sì. così la gente capisce. Questo programma bellissimo noto, va su canale televisivo, posso pubblicizzare, va su Cielo. Canale Cioè, quello certo, di calcio. Cielo, si può non dire, si può- Cielo. no, non si Perché? Cielo, Pubblici Cielo. Cielo. Posso pubblicizzare il mio programma? Certo, sì. Cielo Succhi alle 22:30, No, signor. pure Se non ce l'orario, lo- pure l'orario. se non ce la fai, ce lo Succhi la mattina presto, in replica, ti No, metti là, no. ce lo tocchi, signor. Perché Succhi è amore, amore Succhi. Bellissimo, passione. Ma nostra azienda è diventata grande perché, per esempio, il pesce, Il sepia. pesce si può pubblicizzare. Sepia, Anche perché non c'è niente di... La sepia- Sepia è Sì, sì. buonissima, voto regione piena di sepia. Sì, Calato sepia, come si dice in siciliano? Perché da noi giapponese è sepia, con una P. con una P. Come si dice in siciliano sepia? Sircia. Siccia. Siccia. Siccia soche. No, Siccia no, soche, no. signor. perché- Bellissimo. scusa. Siccia soche No, a me no, va no, no, no. benissimo, Ma signor. perché fai le Mi domande a me? Non ho piace. capito. Allora faccio vedere. Perfetto. Su Sedano, secondo Seori. Dico giapponese, seori, verdura, seori. Seori? Si chiama verdura e fa benissimo. Bambini, mangiate Il sedano seori. fa benissimo, se Seori ricordiamo- però seori non rende. Io capisco che devo parlare con vostra lingua. Sedano, come si dice in siciliano? Da noi diciamo accia. noi accia. Accia, soche. Accia, soche, signor. Accia, soche mi piace, perché voglia. No, Maurizio, Voglia, scusa, sì, non sì. rispondere più. A Maurizio. loro so che, signor, dipende, tipo, e c'è dolce, per esempio, la mousse, A mousse. che Il tu mousse è metti buonissimo. tutto l'Oriente dentro. Sì, ottimo. E poi noi mettiamo sapore, L'acquolina. cannella, spezie, posso pubblicizzare la mousse?
certo, ormai. Dovevi avere qua Musuki, dov'è? No, Musuki a 5 euro, Addirittura, Sì, no, se non ma c'è- non è un po' caro? Musuki a 4 euro, signor. Facciamo anche a 4. Musuki gratis, vabbè, signor. E tra l'altro dico, abbiamo aperto ristoranti in tutto il mondo. I più famosi, abbiamo aperto qua in Sicilia. Addirittura, In avete Sicilia- una succursale in Sicilia? Vicino San Vito, a Macari. A Macari, sì, qua Dice, vicino. sì. Macare Sochi, Una bellissima- Macare Sochi, dico, entri in Macare Sochi. Poi abbiamo aperto un ristorante fortissimo, No, signor, no, fortissimo, abbiamo aperto in Havana. Eh? A Cuba, A Havana. Cuba. Addirittura vi siete spinti fino a là. Havana, ma Sochi. si sa- Havana, Sochi, bellissimo, ma quello che secondo adesso... me lei ha un problema sugli accenti. Dovrebbe Accendi Sochi, perché io ho il mio problema di cucina. La cucina è importante, noi puntiamo sulla cucina. Sì, certo. Sì, cucina, Sochi, che danno si Ma bellissimo. non puoi in ogni cosa trovare. Perché trovare? E poi per chiudere il mio ristorante è top, the top. È più per chiudere il ristorante? Sì, abbiamo aperto il in ristorante questo momento in Nepal. in Nepal. E Suki in Nepal, signor! E noi però diciamo che hai visto che cambia tono, Chiudiamolo e questo diventa ristorante. eleganza, perché nonostante ostentare l'amore per questo lavoro, perché noi stiamo qua, guarda quanto è diventata seria la cosa, perché noi stiamo lavorando in una Senza Suki situazione cambia tutto. in una situazione incredibile, perché possiamo dire che lo streaming è incredibile, ma in questo momento è l'unico mezzo che ci Non è neanche intero, è mezzo. ma noi due mezzi e un parzialmente stremato. Ci manca ci manca il pubblico, ci manca il calore, come del pubblico. dice Giovanni è Cangialone. Ma neanche, scusa, ma neanche gli applausi finti. Non abbiamo neanche questi. gli applausi Però abbiamo finti. Gianni, abbiamo Giacomo, abbiamo Non possiamo permetterci Gaetano, neanche Neanche gli applausi finti. neanche Guardate, va bene, è fammi come se finire la a Concetta, fammi vai, finire vai a il Concetta. concetto, scusami. No, Concetta. Dimmi. Dicono oggi siamo in condizioni veramente pessime, Sì. non possiamo permetterci neanche gli applausi finti, quindi pensate dove siamo arrivati. Sì, siamo arrivati al punto in cui l'ironia diventa l'unica arma a disposizione. Quando una volta si diceva che a Natale tutti a casa mia, non posso invitare nessuno, ora che non può venire nessuno, bisognerebbe... Ora vorremmo invitare persone Quindi a casa. siamo un paradosso vivente, ma siamo qua, è una delle cose più Però belle. possiamo fare un cenone in streaming. Sì, Si può fare. Organizziamo un cenone ma si in streaming. lamenterebbero perché non mi piace quello che ho mangiato. Ma Sì, perché oggi chi- cucinassi tu, sì, però lo chef. Ma è difficile perché oggi chi è vegano, chi è... Sì, vegano, Un capito. ave picciolo, però dico una cosa bellissima che non deve mai mancare, è la fantasia. Assolutamente. Una delle cose più complicate adesso oggi è viaggiare, ma si viaggia con la fantasia, si Con la viaggia mente, col sogno, si viaggia col con la mente cuore. e si viaggia con i 3 1/4, perché, ci sono i perché 3 1/4. questa può diventare di nuovo un'agenzia di viaggi. Addirittura. E quindi allora il viaggiamo, Giappone- facciamo sognare, facciamo Mi sa viaggiare. tanto dobbiamo fare i valletti. Sì, prendiamo il tavolino, arrediamo di nuovo, perché Arrediamo, dobbiamo vedere la cura precisa e perticosa dei 3 1/4 nello scegliere anche semplicemente lo stile e l'arredamento, sempre un tavolino e 2 sedie, e intanto quel tavolino può diventare collocamento, può diventare bar, può diventare casa, può diventare putia, può diventare minestrone, può diventare un tavolino, può diventare quello che vuole, perché la fantasia regna sovrana. Signori e signori, le parole potrebbero sempre andare avanti, nel frattempo che speriamo che lo streaming cresca, nel frattempo che Suki alla grande, nel senso dell'amore per questo lavoro. Signore e signori, diamo spazio alla leggenda del cabaret, diamo spazio a Gianni e Pinotto del nostro cabaret, un orgoglio sempre qui sul palco. Fabrizio e Valentino, i 3 1/4 tutti attaccati. Tutti attaccati sono i 3 1/4. Che? Ma io ogni volta dico 3 1/4 spunti tu o tuo fratello, ma così non va bene. Cioè fanno le star, i 3 1/4 devono avere, se non ho un negozio buono. Tra l'altro prima di arredare voleva sapere in che zona era il negozio, cioè dico ma è virtuale? No, dipende che zona è, non lo vogliamo il negozio. Signore e signori, proprio in centro va bene questa zona? Che via è questo negozio? Via le dita dal naso. Via le dita dal naso. Straordinario. Se potessi ti abbraccerei. Ciao ciao. Agenzia Viaggi, buongiorno, vi dica. Ah sì, ingegnere, come sta? Bene, bene, bene. Allora, un volo Palermo-Roma domani mattina alle 7:30, va bene? Sì? 70 euro andata e ritorno. Fatto, la saluto. Agenzia Viaggi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, mi dica. Ho visto l'insegna Agenzia Premier, un viaggio nel sorriso. Come sta? Come sta? No, Bene, 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 sono contento. Beh, grazie.
domandiamo sì. a lei. Così. E Sì. allora ho detto, "Ora vado a fare un viaggio, ma niente di Bene. che, ma anche una cosa così leggera che sto 3 giorni a Tolmina, o un fine settimana. Ma guardi, le potrei dire un Palermo-Catania, 500 euro. Palermo Catania Fatto. No, chi è fatto? Ma che fece? No? Ma No, come? no, Se no, se no. ne Palermo mi manda con lei No, a no, Catania no. 500 euro, ci vai a piedi. ci Sia vai. sereno, non parlavo con lei. Ah. Stavo parlando in chat. Non capisco, si va parlando? Chat. Vabbè, ho capito, si va parlando, non parlava con me, giusto? Sì. No, stia tranquillo, stia Mi tranquillo. aveva fatto preoccupare, che, Eh. a parte che poi dove mi andava a Catania, A Catania, sì. che ci vai a piedi per 500 No, euro. vabbè, con la macchina. Cioè, Mi scusi, lei non è mai entrato nella nostra agenzia? no, io non ho mai proprio viaggiato. È la prima volta che, siccome dopo un anno di lavoro pesante, dice basta, mi devo fare una vacanza, quanto mai Beh, sento un poco mi rilasso. E allora, prima di ogni altra cosa, Sì. vorrei inserirla Sì. nel nostro database. È un Che cosa? database. Database. Cadincia. Qui dentro, certo. E come ci traso? No, ma che c'entra nel database? Cioè, Lei inglese non è mastica. no, ne mastico, ne mastico. No, lei inglese non è No, mastica. ne mastico. Allora, se lei mastica inglese, mi dica qualcosa in inglese. Big Bubble, Big Bubble. chewing gum, Chewing gum. si masticano. Ma che c'entra? Vabbè, lasciamo perdere. vabbè. Lasciamo Allora, perdere. allora, lei vuole fare una vacanza. Sì, vorrei fare una vacanza, qualcosa di così. Cosa le piacerebbe? Una vacanza che so, mare, montagna, non saprei. culinaria. Culinaria già mi piace, sta cosa di culinaria che io satana Sì. sono troppo bravo. Vabbè, comunque, senti, se le permette, siccome sono arrivati un sacco di nuovi cataloghi, Sì, io le vorrei fare qualche proposta. sì, Va sì, bene? sì. Io qua c'ho tutto il tempo che mi pigliamo un Ah. giorno di ferie, proprio per... Se io le dico Francia, No, mi fa la faccia scemonito. le fa la faccia... La Francia mi fa proprio la faccia scemonito. Ma non la Francia, la francese. Francia, la Repubblica Francese, Parigi, la Senna, la Valle della Loi, no, No, niente, lei non... No, niente, zero totale. non capisco. Vabbè. E allora facciamo Spagna? Se Ah. le dico Spagna, Ah, Spagna è già Le mi- piace? mi prende nel vivo. qua Cioè, sono io- d'accordo. Ma io da sempre, proprio un L'adoro, appassionato. l'adoro. Io da piccolino sempre. Sì. Che poi sono passati tanti anni, ora diciamo la sua età ce l'ha, giusto? La sua età? Ce l'ha la sua età, diciamo. Però l'età? mi piace sempre, la voce sempre la stessa. Proprio La voce? Non ha canciato mai, proprio. Di quale voce sta parlando? Chi va alla Spagna? No, ma cosa c'entra? La Spagna, la penisola iberica. Ma lei... Sua ma- cucina. Ma cosa... sua cucina, vabbè, lasciamo... Lei peggio della Calia e Semenza. Grazie. Vabbè, non è un complimento. Ma io vorrei No. fare. Tipo, a Taimì non ci posso dire. No, a Tormino no, a Tormino ci vanno i Perché- tasci, mi e pi- perdoni. a- No, i tasci a sì, Torino? i tasci, vado tutti là. tutti Cioè, a a dire che Torino. mi dicevano. a No, Taimì, no, ci vanno solamente... C'è la Valle dei Templi, che vuol dire che è una delle. La Valle dei Templi? Una delle 17 Dove? meraviglie. A Taimì. A Tormino lei va a visitare la Valle dei Templi. Dei Templi. Ci Ho sono. una brutta notizia per lei. Ci fu. La Valle dei Templi è ad Agrigento. A Spuzzaro! Ma quella è spostata, è sempre stata là. Sempre stata là? E chi ci fa da Agrigento a Valle dei Templi? Ci sta e basta. No, a Agrigento no, già ci sono stato. Vabbè. Io volevo andare un po' più. Vabbè, lascifela a me. Sì, Se facciamo- io le dico che so... Sì. Chicago. Giusto, giusto. Chicago. No, con questo freddo pure, io proprio con questo freddo proprio sincio tutte cose. In che senso? mi scusi? Manco. Chicago. Sì, lo so. Ora io, il tempo che io si spiccia con mia che me ne vai, a lei la lascio libero. Proprio. Lei dove va? Io le ho detto Chicago e lei non se ne va. Ho capito, ho capito. Con il tempo, giusto il tempo che me ne vai, io mica ho giusto ora. Ma giusto ora che cosa? Ma che cosa? Che lei ci caga? oh? No, Chicago. E io ci piscio, non l'ho Ma cosa capito. sta dicendo? Chicago è la città americana. Ah! La patria di Al Capone. Mi pareva solo che lei mi diceva che... Chicago, mi Sì, scusi. Sì, ho capito. No, lei preferisco di no. Come preferisce no? Troppe mosche. Troppe mosche a Chicago. Perché? La cacca. No, vabbè, perché lei è un ignorantore. Vabbè, Lasciamo facciamo- perdere. Allora, facciamo- un altro po' rimaniamo Sì. rimaniamo Sì, in Europa. Rimaniamo in Europa, una cosa più intima. Diciamo Diciamo, sì. Francoforte. Franco! Ma perché mi urla? L'Euris, diciamo Francoforte. No, io ho detto diciamo Francoforte. Franco! Di nuovo, ma è impazzito, mi fa quando l'ha impazzire. Quando l'ha detto? Francoforte è una città tedesca, Francoforte. Ah, Francoforte è una città vera, vero? Me lo ricordo quando ho fatto le scuole che c'era questa Minchia, cosa. ma lei è proprio... mi No, me l'aveva scusi. ascoltato, è che io a geografia proprio Oh. sono sempre stato scarso io con i No, calcoli. vabbè, lascia con i calcoli. Ma cosa c'entrano i calcoli? Con le... Lei è un ignorantone, vabbè. Taormina, guarda, ci sì, cassa no, Taormina, proprio. Taormina no, io a Taormina non gliela mando, ci vanno i tasci. I bronzi di Riace. No, Bronzi di Riace, a Taormina. Ci so più? No,
non ci sono mai stati. E mi sono pure ad Agrigento, pure i bronzi. Non c'entra niente, stanno in Calabria. Al museo di Reggio Calabria, va bene? Ma insomma, a Taormina chi c'è? E appunto, perché ci deve andare? Ma che ne so, I tasci, ci stanno i tasci. I tasci, va. Quindi lei a facciamo Taormina qualcosa non di ci più, va. qualcosa di più. Mi faccia pensare. Sì, Ecco. A lei piacciono le donne? Accetto. Non si capisce proprio. Ho una meta che fa per lei. No, quella è meta tutta. È un modo di dire. Ah. Guardi qua. Sì. Mosca. Un. Qua, Mosca. Ci metti su io. Che fa? Non ne sopporto. Che sta facendo? Ma è impazzito! Ma pigliavo! Ma io le ho detto Mosca! No, Di nuovo! i mosche ne sopporto, ma gli zanzare! Ma lei è I impazzito! mosche sono appiccicose, ma perché se ne vanno a Chicago invece Ma non c'entra niente! Mosca è una città russa! A russa, no? Ma Mosca pure che è russa, non solo se impiccica, ma Lei è un ignorantone, mi scusi! Mosca è una città russa! La capitale è Moscovita! Ah, nella vita! Eccola qua! Picchia, mi ammazzavo! Lei è un deficiente, mi scusi! Vero? Oh! Cosa da mandarla nei Paesi Bassi? No! E nei Paesi Bassi? Nei Paesi Bassi! I Paesi Bassi! No, non mi Nei piace. Paesi Bassi No, no. nei Paesi Bassi no, Oh. non sono alla mia altezza. Non sono alla sua altezza, lei è un cretino. Senti, vai, cambiamo zona, qualche Cambiamo cosa che zona. io poi proprio so. Rimaniamo in Italia che è Sì, meglio. rimaniamo in Italia. Taormina. No, a Taormina non gliela mando, ci sono i tasci, mi C'è un Colosseo, vuol dire, prima che si distrugge tutto, c'è un Colosseo che mi va a fare una bella cuccia chi cavalli. Colosseo a Taormina. Non c'è più Colosseo a Taormina. Ho una brutta notizia. Come dici? Si trova a Roma. No! Ventermene a Roma! Sì. Però c'è la cosa gialla, non potevo sfociare. Non c'entra niente, è sempre stata a Roma. È sempre stata a Roma. Sempre a Roma. Lasci stare. Ma io non ci posso dire sicuro a Taormina. No. Non ci posso dire a Taormina. Cosa mandarlo in Nepal? Dove? In Nepal. No. Come no? Mi non la fai fastidio. Che cosa? Queste cose in mezzo, proprio. Queste cose in mezzo. Alziamo pedo. Nepal. No, ne parlo. Non le piace? No, non piace. Peccato, è una bellissima meta. Quindi lei Oriente, niente. Ma lei metà? Vabbè, allora facciamo una cosa, rimaniamo in Italia che è meglio. Sì, rimaniamo in Italia. Una cosa proprio io per spariarmi, non è capo che chissà cosa esagerare. Dolomiti. Dolomiti. Cortina. Ah. Sì, vabbè, ma è perché però sento il freddo che c'è. È colpa del freddo, perché siccome si agghiaccia, però è sano, però io quando c'è freddo si arronchia. Si arronchia. Sì, diventa cortina, ma non è perché ma non è che sembra così, perché poi quando c'è cavolo, gli altri termosifoni No, mi sta confondendo. Cortina da un pezzo. Sì, di quando era Nico, mi succede questa cosa. Pure No, quando da io piccolo. andavo a mare, c'era l'acqua fredda, proprio si arrocchiava. arrappava. Sì, tipo che si sinceva. Poi Ma- mi mettevo al sole, Ma di che sta parlando? Eh, Cortina da un pezzo, la perla delle Dolomiti. no, le perle apposta, Cirruzzo. No, le Dolomiti. Lei non sa neanche cosa sono le Dolomiti. Non lo so cosa sono le Dolomiti. Cosa sono le Dolomiti? Intanto sono già i Dolomiti, Saltiti e Stalagmiti. Vabbè, lei lascia perdere. Giù Lei è un ci sono a cretino. Taormina, invece sì. No, guarda, a Taormina non gliela mando. Camorra. Ultima possibilità. Sì. E allora, le potrebbe interessare una vacanza agreste in Canada? Tipo agriturismo. Tipo agriturismo. Sì, ma a me Allora, cosa mi piace, si mangia, si guarda, cosa. in cambio di pensione completa. Cambia la pensione. Aspetta che appena c'è domanda la pensione, io non la piglia mia madre. Appena c'è domanda la pensione, mi spara. Ma cosa c'è? La La conosce mia madre. pensione completa significa vitto e alloggio. Ah, in cambio di vitto e alloggio, Sì. io le potrei far fare 8 giorni di vacanza in Canada. Sì. Lei deve soltanto partecipare alle attività dell'azienda, della Praticamente, fattoria. cioè loro mi danno vitto alloggio e io ci trovo a Bravissimo. Scambio meglio. Senza spendere un soldo. Troppo bello, questa cosa mi piace. Addirittura per una giornata ho la possibilità di mandarla a Vancouver. Ma come è scemonito? Ma dice vero? Dice, ma non c'è da sentire, dai non c'è nudo. Ma per essere, ma che lei mi dice queste cose? Io manco mi conosce. Ma cosa ha capito? Ma perché ci va lei a fanculo? Ma non c'entra niente, Vancouver è una città del Canada.
Si scrive Vancouver, ma si pronuncia Vancouver. Vancouver. Mi pareva che mi mandava... Mamma mia. Che mi mandava... In cambio di pensione completa. No, questa cosa mi piace, No. ma come funziona? Le spiego. Sì. Lei arriva in Canada. Sì. La vengono a prendere e l'accompagnano in questa meravigliosa fattoria. Bellissimo. Ok? A me i fattori mi piacciono. La giornata inizierà così, sveglia alle ore 5 del mattino. Troppo bello, la mattina mi su 6:4:30 picchiero cantiere. Io Ha visto? Le fa il muratore. Ho capito. Quindi sveglia alle 5, Sì. dopodiché lei andrà a mungere gli animali. Mia, ok? vorrei muncere a me, io mi ciaccio, belle mennazze. Dopodiché colazione con latte appena munto da lei. Io ci impazzisco per latte, io Oh. non mancare mai un latte mattina. Dopodiché si trasferirà nei campi nei campi. a raccogliere il seminato. Mi troppo pomarolo, cose. Tutto quello che c'è da raccogliere. Mi piace. In più potrà partecipare anche a lavori di manutenzione e ristrutturazione dell'azienda. Io sono un muratore, facile Perfetto. facile mi viene Quindi le sta venendo proprio a pennello. Sì, Finendo ogni volta la giornata con un bellissimo tuffo ristoratore nel laghetto adiacente alla fattoria, pure un laghetto vicino che mi posso tuffare. accompagnato da canti tipici agresti canadesi. I calandi e Hai calandi. visto? Oh, ho capito. Bellissimo. Hai visto? Favoloso, favoloso. Il questo mi tutto in cambio di pensione completa. Cioè io Lei- do solo aiutarli e do E basta. gratis. Ovviamente dovrà pagare solamente il biglietto d'andata Vabbè, chi e può ritornerà. il rubietto l'autobus come chi può essere? Lo ero, vabbè, quanto? No? Ah, oceano, ci vuole l'oceano per 20 euro. No. Più... Con 200. l'aereo. L'aereo, 200 euro d'aereo. No, 200. 2000 euro. Pensione completa. Gratis. Gratis. Tutto Solo l'aereo a pagare, Solo l'aereo, 2000 euro. Niente, una fesseria. Bazzecole. Gliela posso raccontare la mia giornata lavorativa? Mi dica. Lavorativa, giusto? Ma Non è che mi allontano di tanto. No, facile. Allora, come ci dicevo prima, io ogni mattina mi suso alle 4:30, giusto? Vabbè, e ci faccio siamo. colazione con latte. Non appena monto, vai chiedo rubric. Vabbè. E c'è anche un bello chilo e mezzo di pane, peloncino. Vabbè. Dopodiché vado ad accudire le bestie, che sono mia suocera e mia madre. E sua madre, Vivono sua insieme moglie. e io ci penso a tutte e due. Ah, va ho bene? capito. Oh, che tanto diverse dalle bestie non sono. Ah. Poi vado nel cantiere e monto a lavorare, dove faccio lavori di ricostruzione, ristrutturazione, manutenzione, tutto questo, per poi andare a raccogliere tutto il disseminato nel campo del cantiere, che Sì. sono l'attrezzo di lavoro, Vabbè, giusto? oh. Per trovare poi il ristoro per in un tuffo che mi faccio, non nel lago perché un lago non c'è, ma c'è un bello gibbione nel cantiere, mi tuffo da e mi ripiglio. Oh. Solo che a fine mese a mio principale i 2000 euro mi runa. Mentre io che a lei ce l'ha vista a dare, quindi rifiuto l'offerta, vado avanti e a fanculo ci sarei. Che si scrive Vancouver, ma si dice fanculer. No, ma guardi, ma forse non ci siamo capiti. Ma venga qua, la prego, forse non ci siamo capiti. È incredibile, ma questa agenzia, le località erano quelle. Ci manca la Valletta, effettivamente. Ecco qua, guardate un pochettino. La Valletta non è- Ragazzi, il non è proprietario vicino Malta. dell'agenzia. Mentre non ci vede nessuno. Però dico, Ma si può dire è un programma però dico il fatto autogestito? che Fabrizio è quello che ha fatto più film rispetto al fratello, non si scomoda a prendere le sedie perché lui è una star. Ma è quello che lavora. Serve aiuto? Eccolo là. Ma è il giovane Montalbano. È il Comunque- Catarella del Dottore, giovane Montalbano. Dottore, a sua signori. sosposizione. Ecco qua c'è il vero Catarella, quello che tutti i Dottore, grandi a sua esposizione, dottore. Dottore, ecco, fantastico, ragazzi, siamo quasi giunti al termine e ringraziamo quelli che Manca ancora un piede, adesso manca un piede al stanno tavolo. lì a guardarci, a seguirci. E questa è un'ultima canzone per Ondo. No, non c'è, Vabbè, rimaniamo così, dai, va bene, ascoltiamoci i Calandros e Calandros direttamente con un pezzo forte. Che I si chiama Calandros. Scotola Scotola. Scotola, scotola. Invitiamo tutti a scotolare, a scollarsi indosso. Almeno Io questo so. lo possono fare, giusto? Anche voi, anche voi. Scotola fine. Non è proprio così. Va bene. Scusa, stai a distanza, t'ho detto. Io devo prendere la chitarra, Giovanni. Potete anche ballare. Quando era
careddu, tutti dicevano tale che bello. Ora che sogno cresciuto, non domeruna una mano d'aiuto. Ti parlano do mondo e ti contano che bello è tunno. Ma saccio capilligi di natura, non si nasce con la stessa misura. C'è che nasci bello, c'è che nasci brutto, c'è che nasci longo e che corto, c'è che nasci ricco e che nasci scarso, e c'è quasi sempre mano lasso. Quando sei montato sto mondo, a contarli quasi mi confondo. C'è cu sciala mai finire, c'è cu chianci e c'è cu riri, e c'è cu un po' mangiare, e cu facci botu io una spesa. Poi c'è cu nasci nuro, mentre c'è cu nasci già cu la camisa. Misa, misa. C'è che nasce bianco, c'è che nasce scuro, c'è che compagnia e che nasce solo, c'è che generoso e che nasce avaro, c'è che nasce pupo e pupo paro. Bellissimo corpo di ballo, C'è cu pizza e qua bagnia, c'è qua catta e cutalia, c'è cu suona e c'è cu canta, e qua fatta sempre la 70. E c'è cu parra parra troppo spesso e fa finta che non ci senti. E c'è sempre cu cala e sa testa anche se non capisci niente. Lenti. C'è che nasci bello, c'è che nasci brutto, c'è che nasci longo e che corto, c'è che nasci ricco e che nasci scarso, e c'è quasi sempre mano lasso. Scodola, 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 scodola. Scodola, 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 scodola. Bravi, Bravo, bravi. Bravo, siete stati Il voi corpo bravi. di ballo, coreografia tra Fabrizio e Giovanni Cangelosi. Sembrava più un corpo di sangue che un corpo di ballo, devo essere Diciamo, abbiamo preso molto spunto da Amici Amici e Vero, guardi, vero, vero. diciamo. e dalla Cuccarini. E mi vedrete la settimana prossima a Ciao Darwin, farò Padre Natura. Padre natura. Padre natura. Padre natura. Padre Natura. Con questa Padre, bella figlio notizia e dobbiamo Spirito concludere lo Sì, spettacolo, ma non concludiamo- vogliamo concludere con Padre Natura, no. Assolutamente. No. No, Io no. direi prendo la chitarra o vai di tuo? Cioè, Vai di tuo, perché vai mi di piacerebbe tuo. cantare Vai di visto tuo. che sono stato il presentatore della serata. Sì, Aspetta, sì, bravo, bravo. prendo la chitarra. Cioè, pure tu. Ma è bellissima. mi fregio del fatto di essere stato il presentatore di questa serata streaming particolare. Ringraziamo nuovamente, naturalmente, l'assessorato sport, turismo e spettacolo, la Regione l'ho. Sicilia, la città di Alcamo e tutti coloro che ci stanno ascoltando, e anche quelli che non ci hanno neanche visto. Li Ci vedranno ringraziamo. dopo. Perché? Ringraziamo il comitato del Canada e di New York. Sì, e dell'Argentina, ringraziamo anche la Eventi Service, ok, che ha Ringraziamo, permesso certo. lo streaming. La comitiva di Viale Strasburgo pure, grazie. Sì, va bene. Una notizia importantissima: Giovanni Marotta, scendendo dalla macchina, si è slagato la caviglia. Sì. Ci tenevo, Facciamo gli ragazzi, auguri sì. di Gli auguri una di pronta di una buona guarigione. guarigione. Giovanni Marotta proprio. E infatti non era slogata, era manotta. Ed eccoci qua in questo momento per chiudere in bellezza con una canzone che rappresenta Sì, la ma Sicilia. mandiamo anche saluti, Mandiamo buone anche feste, un augurio
E lo facciamo adesso che dopo la canzone Ok. un augurio di buon anno, un pensierino uno per questo anno che verrà, perché sicuramente Sì. il prossimo streaming nostro lo vedrete nel 2021. Come minimo. Come minimo, come minimo. Quindi siccome mi chiamo Ma Ivan accordate questa Fiore, chitarra? No, non è un fa niente, problema. non fa niente. è una canzone cantata da Ivan Fiore, quale potrebbe essere? Shuri. Shuri, Shuri, Shuri. Però è una mia versione e ha bisogno della collaborazione di tutti. Spiego un pochettino la mia versione. Quando c'è da cantare tutti Giuri, giuri, giuri di tutto l'anno. Non la conosco. La musica. Mi dai sento un ritorno. Perfetto, quando tutti assieme dobbiamo cantare questa canzone. Il ritornello è sempre quello. Il carretto passava e quell'uomo gridava. Ghiacciuola! No, Ciuri, ciuri, deve che c'entra? lo sapevo che tu andavi Dobbiamo a cercare. seguire Ivan. Sempre Ciuri. Sempre ciuri ciuri, quindi Ah. riprova da solo. Va. Vai. Il carretto passava e quell'uomo gridava. Fiori? Fiori? No, ciuri di tutto l'anno, la musica mi rassiti l'utorno. Vediamo se questa Valentino. Mi ricordo che anni fa, di sfuggita dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava. Ciuri, ciuri, Me la ciuri. di tutto l'anno, la musica mi rassiti l'utorno. Vai Giovanni, vai. La 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 la. Lasciatemi cantare. Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno, la musica mi rassiti l'utorno. Vai Giuseppe. Abbiano scicareddu, ma tanto saporito, a mia me ammazzaro, povero cieco mio, e quando cantava facia, Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno, la musica mi rassiti. Vai Maurizio. Aspetta. In un mondo che prigioniero è, il mio canto libero. Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno, la musica mi rassiti l'utorno. Quando i bambini fanno Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno, la musica. Fiore, Avevamo fatto una bella serata. Fiore, l'abbiamo capito. L'abbiamo completata. però. Va bene. Non c'è più bisogno di momento farlo. floreale Sì. e in questo modo da sottofondo poetico, perché noi sappiamo anche dalle nostre parole se cerne poesia, Poetizzare. se cerne amore, se cernesse. cerne speranza, la speranza di un bellissimo Natale, Buon Natale. anche se ristretto Buon Natale. nel piccolo, è un buon Natale. Buon Natale. Quindi buona grande. E vorrei ricordare Buon grande. Natale. che c'è sempre tempo per fare del bene. Assolutamente. Buon Natale. Chiudiamo buon con Natale. questo messaggio di C'è speranza, sempre d'amore, tempo per fare del bene. Buon Natale, buon Ciao. Natale. Ciao. buon Auguri a Natale. tutti. Natale Buon insieme. Buon Natale Ciao, poi. Ciao Natale. Con Natale poi.